Benvenuti e benvenuti in questo video vi daremo un problema con soluzione che riguarda insiemi numerici. Questo è il nostro problema. Ho cominciato le int con attenzione il test. Tu has di metti dei piastrelli su una parete di 300 cm per 360 cm. I piastrelli hanno di essi quadrati e hanno di un lato che è un numero intero se misurato in centimetri. Se tu vuoi doprare il minimo numero possibile di piastrelli, non ci rompi nessuno, c'è molto hanno di essi fatti gli piastrelli e troppi ti coventino. Dopo di una prima lettura generale del test, torniamo a lei il test del problema, frase per frase, ci rende capire quali sono le informazioni importanti. La prima rie e dice, tu has di mettere dei piastrelli su una parete di 300 cm per 360 cm. E dunque possiamo fare la nostra prima osservazione, che la superficie, le aree che ha di piastrellate, è di forma rettangolare, è un rettangolo. Dunque la nostra superficie è fatta così, è un rettangolo. La sua area e viene chiamata A grande, A maiuscolo. Allora, sappiamo dalle nostre informazioni che le dimensioni di questo rettangolo sono 360 per 300. Dunque, possiamo anche dire che il valore di A grande sarà il numero 360 moltiplicato per 300 e questo avrà un certo valore che se vogliamo possiamo anche calcolare, ma in realtà per il momento non lo faremo anche mai. Le incumò il prossimo tocco dal nostro problema. I piastrelli hanno di essi quadrati e hanno di un lato che è un numero intero. Naturalmente, quando vengono misurati in centimetri, perché tutte le nostre misure saranno con la stessa unità di misura che sono in centimetri. Allora possiamo fare la nostra seconda osservazione. La nostra seconda osservazione è che gli piastrelli appunto sono dai quadrati e se P è le aree di una piastrella, P è di essi le aree di un quadrato e clamin L il lato di questo quadrato. Allora P è varrà di essi L al quadrato. No dome. Un'altra informazione che viene è che il lato è il lato che noi abbiamo chiamato L, dunque questo è il lato e questo è il nostro quadrato. L ha di essi un numero intero, ma L naturalmente è anche un numero positivo e quindi in particolare L appartiene a un insieme numerico che è dei numeri naturali. E approfittiamo per ricordare che il più piccolo insieme numerico di base è dei numeri naturali. I numeri naturali sono contenuti dall'insieme numerico z dei numeri interi e dopo avrei sicuramente veduto che l'insieme z dei numeri interi è contenuto dall'insieme q dei numeri razionali. In ogni caso, chi sta lavorando dentro dall'insieme n dei numeri naturali. Si incumò alle ultime parti del test, dal problema, che dice, se tu vuoi doprare il minimo numero possibile di piastrelli, senza rompi nessuno, c'è molto hanno di essi fatti di piastrelli e troppi sti coventino. C'è molto hanno di essi fatti di piastrelli se le dimensioni che hanno di ve. Allora, possiamo fare la nostra terza osservazione, che è questa. Si ha di cuviargi A è l'intera superficie di piastrella, si ha di cuviargi A, non ci rompi nessuna piastrella.
allora questa vuol dire che P alla di dividi A, perché la superficie totale è a di essi un multipli di superficie di un piastrelle. Difatti non vendi rompi nessuna piastrelle. Dunque io vendi doprà un numero intir o miglior natural di piastrelli. Dunque il risultato di divisione fra A grand e P grand sarà un numero intir, che noi chiameremo n, e n sarà il numero di piastrelli che abbiamo bisogno di doprà per coprire la nostra superficie. O possiamo fare anche un'altra osservazione, che è questa. Si ha di notare, di osservare, che ho volendo doprà il minimo numero possibile di piastrelli. Il numero di piastrelli lo viene chiamato n, e dunque n alla di essi il più piccolo possibile. Più che le piccole n, più che p alla di essi grande. Dunque per doprà manco il piastrelli abbiamo bisogno di doprà piastrelli più grandi che è possibile. Come vi ho detto, più grandi che sono i piastrelli, manco che anche ventaranno. In struc ho scoperto che ho indicato il più grande divisore P di A, ricordando che P è la superficie di una piastrella, che A è la superficie totale, in maniera che P al sedi il più grande divisore è anche un quadrato perfetto. Di fatto P alla 10 possibile scrivi P in te forme L al quadrato. Una piccola note, un quadrato perfetto è un numero intir che può essere scritto tanto che quadrato di un altro numero intir. E noi sappiamo che L è un numero intir, anzi in particolare L è un numero naturale. Dunque come finalmente ho capito che ho vinto di fare, ho vinto di chiattare questo divisore che ha di due caratteristiche, sarà di essi il più grande e era di essi un quadrato perfetto. Un divisore di A, naturalmente. Io dico, c'è molto possiamo fare. Ho saputo che per chiattare i divisori di un numero naturale, ho vinto di scriverlo tanto prodotto di numeri prims, dunque di scriverlo in fattori prims. Facciamo questa operazione allora. Il numero che sto considerando è il numero A e noi sappiamo che A è 3 moltiplicato per 360 e come ho voglio scomponi A in fattori prims. Allora, scominciamo fattorizzando, scrivendo sotto forma di fattori prims il numero 3. Il numero 3 per esempio era divisibile per 2 e al devente 150. Questo numero è anche divisibile per 2 e al devente 75. A che punto 75 non è più divisibile per 2, ma è divisibile per 3 e il risultato di questa divisione è 25. 25 non è più divisibile per 3 e dunque passiamo al prossimo numero prim, dopo dal numero prim 3 ovvero il numero prim 5. 25 è divisibile per 5 e fa proprio 5, che è naturalmente divisibile per 5 e il risultato è 1. Dunque qui ovviene la scomposizione in fattori prims dal numero 3 e potete scrivere 3 sarà 2 per 2 che fa 2 a seconde per 3 per 5 per 5 che fa 5 a seconde. Dunque la scomposizione in fattori prims di 3 è 2 a seconde per 3 per 5 a seconde
perché tutti i fattori e sono dei numeri primi. 2 è un numero primo, 3 è un numero primo, 5 è un numero primo. Facciamo la stessa operazione per il numero 360. 360 è divisibile per 2, il risultato è 180. 180 è anche divisibile per 2, e il risultato è 90. 90 è anche divisibile per 2, e il risultato è 45. A che punto 45 non è più divisibile per 2, quindi o proveremo a dividerlo per il prossimo numero primo, dopo dal numero 2 o il numero 3, te sequenze dai numeri springs, e 45 è divisibile per 3, e il risultato è 15. Provenga a dividere 15 per 3, ovvio che 15 è anche divisibile per 3, e il risultato è 5. A che punto 5 non è più divisibile per 3, ma è divisibile per se stesso, dal momento che 5 è un numero primo, e il risultato è 1. Quindi qui ho la sequenza dai fattori springs di 360, e dunque possiamo scrivere che 360 sarà 2 a etiarce, perché il fattore 2 rappresenta 3 volti, per 3 a seconde, perché il fattore 3 rappresenta 2 volti, per 5. A che punto A è il prodotto di 300 per 360, ma possiamo scriverlo in queste forme, perché qui ho la scomposizione di 300 e qui ho la scomposizione di 360, o possiamo doprare le proprietà des potencis, e dunque il nostro numero sarà 2 a quinte per 3 a tierce per 5 a tierce. Questa è la scomposizione in fattori springs dal numero A. Questa scomposizione non scovente per chiata P, e P varrà di essi il più grande divisore di A, che è anche un quadrato perfetto, naturalmente divisore naturale. Allora possiamo costruire P con una strategia che è simile a quella che si adopera per costruire il massimo divisore comune fra i numeri. Allora, P varrà di essi, scusate, A è sicuramente divisibile per 2, ma è anche sicuramente divisibile per 2 seconde, per 2 tierce, per 2 quarte, per 2 quinte. Dunque, o potrei scrivere un fattore 2 a quinte, ma il fatto è che ho vuoi un quadrato, e dunque che io scriverai 2 a quarte. A è anche divisibile per 3 a seconde, per 3 a tierce, ma ho vuoi sempre un quadrato, quindi scriverai 3 a seconde. E infine A è anche divisibile per 5 seconde, per 5 a tierce, ma ho vuoi un quadrato, e dunque scriverai 5 a seconde. Chi può essere notare che il nostro numero può essere scritto in queste forme: 2 a seconde per 3 per 5, tutte elevate a seconde. E dunque queste scritture ci garantiscono che P è un quadrato perfetto, e è il più grande divisore che ha queste caratteristiche per forme che per maniere che è stato costruito. Non dome, ma il numero che vediamo qui alla di essi L il lato di una piastrella, perché vi sensi che P è L al quadrato. Dunque ho vinchiatato la superficie di una piastrella, che è 2 a seconde per 3 per 5 al quadrato, e il lato di una piastrelle, le tipologie di piastrelle che vengono dopo, che è 2 a seconde per 3 per 5. Questo numero fa 60, e questo numero è 60 al quadrato, naturalmente misurati in centimetri.
Dunque, over di sielgi des piastrellis quadratis che hanno un là di 60 cm. Dunque, ho scoperto c'è molto che hanno essi fatti gli piastrelli che vendi comprare, ma non manca anche mo un'informazione che è troppi piastrelli che ho vendi comprare, troppi piastrelli che non scoventi per poter cuviargi la nostra parete. Allora, io dico che chiamato n il numero di piastrellis, n sarà semplicemente il quoziente fra A grande e P grande. O chiappi la superficie totale A di piastrella o dividi per area di una piastrella e o chiappi il numero di piastrelli che mi coventi. Questa operazione si può fare in diverse maniere. Chi le fa così? A ha un valore che le compagna a 2 quinte per 3 terze per 5 terze, P è 2 seconde per 3 per 5 tutto elevato a seconde, oppure scrivi meglio in queste maniere: 2 quinte per 3 terze per 5 terze, tutto dividuto 2 quarte per 3 seconde per 5 seconde, avendo prato le proprietà des potencis, e a questo punto o possiamo semplificare. Dunque l'esponente 5 poi si semplifica con l'esponente 4 e resta un esponente 1, anche qui resta un esponente 1 e anche qui resta un esponente 1. E a questo punto si vede che il numero di piastrelli non è niente che 2 per 3 per 5 e 2 per 3 per 5 fa 30. Dunque, in definitiva, per fare il nostro lavoro va di comprare 30 piastrelli quadrati con un lato di 60 cm. Bene, ho ben finito, grazie per questa attenzione. Mandi.